Siamo in pochi, ma come si dice, poca brigata, vita beata. E quindi sono qui a presentarvi la Giordania e voglio farvi una premessa. La Giordania è un paese che è al di fuori da tutte le dispute che ci sono in questo momento nel Medio Oriente. È un paese solare che non è in guerra con nessuno, non ha mai avuto un conflitto religioso. È un paese aperto, ospitale, che ha canali diplomatici aperti in tutto il mondo. È una popolazione che è fatta per una gran parte di musulmani che rispettano profondamente le altre fedi. E una di queste, il simbolo, diciamo, di questa tolleranza e convivenza civile è una città che da qualche anno è stata proclamata, nominata sito UNESCO. Adesso mandiamo un video giusto per dare un'occhiata alla Giordania e poi vi racconto alcune cose. Bene, mi piacerebbe raccontarvi il fatto che avete visto lì una città romana che si chiama Gerash, l'antica Gerasa, è il sito archeologico, il sito romano archeologico più grande che ci sia fuori dall'Italia, è il meglio conservato, è una vera e propria città con ninfei, come dire, teatri, templi, e pensate una piazza ovale di 80 metri per 90 completamente controllata da Roma.
Ebbene, quel sito lì non è il sito UNESCO, per cui noi non parleremo di quel sito lì, ma parleremo di altro. Intanto volevo dirvi, avete visto un po' di immagini, la Giordania cambia sostanzialmente da nord a sud. Il nord è verde, è la parte della Necapoli romana, conquistata appunto questa lega di 10 città fondata dai romani, mentre scendendo verso il sud, lungo la strada dei re, si incontrano invece le testimonianze dei crociati, la meravigliosa Petra e il deserto di Wadi Rum, oramai battezzato Marte sulla Terra, per i vari film di fantascienza che sono stati girati in questo deserto, tra cui Dune 3 che uscirà il prossimo anno. La Giordania ha 7 patrimoni dell'umanità più uno dei immateriali. Vabbè, Petra non ci dilunghiamo più di tanto. È il luogo dei sogni. Se qualcuno che ama il viaggio manca Petra, gli mancherà qualcosa, per sempre nella vita. Se qualcuno va a Petra, se ne innamora profondamente e non la dimenticherà mai più. Il momento in cui esce da Petra è il momento come se tu abbandonassi un amore della tua vita e tornarci vuol dire rinnamorarsi di nuovo, un'altra volta. È il più grande sito archeologico del mondo ed è stato fondato da questa popolazione misteriosa, i Nabatei, che vivevano nel deserto e che a un certo punto, incrociando le rotte commerciali dell'epoca, intorno al 300 a.C., invece di colpire, di fare gli assalti alla diligenza, loro erano uomini del deserto, erano furbi, erano intelligenti, conoscevano tutte le riserve di acqua. Cosa hanno fatto? Scoprendo questo avamposto inespugnabile, ha creato il più grande caravanserai del mondo, la Las Vegas di 2000 anni fa, dove c'era acqua per tutti e sono diventati ricchissimi, hanno dominato quest'area finché, senza far guerre, solo con il commercio. Poi era il commercio che arrivava dalle Indie, passava nel deserto, Petra, e arrivava a Roma, quindi in Europa. Ecco. Qui c'è lo snodo, diciamo, delle cose che vi ho raccontato in premessa, ossia che cos'è veramente la Giordania. C'è un paese assolutamente estraneo a qualsiasi conflitto, a qualsiasi diverbio anche con i paesi vicini, un paese che vive in pace, la sua modernità e la sua identità e soprattutto la sua tolleranza. Questa, Salt, fu la prima capitale della Giordania, dopo pochi mesi passò ad Amman. Qualche anno fa è diventata patrimonio UNESCO per una nomina che non ha nessun nome, e questa città si trova in Giordania, là in mezzo, dove altri stanno facendo il loro lavoro. Si trova lì, questa città, nel cuore della Giordania, si chiama Salt ed è patrimonio UNESCO per tolleranza e convivenza civile, che è la base su cui si fonda la società della Giordania, tolleranza e convivenza civile. Al di là del centro cittadino in stile ottomano, perché gli ottomani imperversarono qui fino all'arrivo poi del mitico Lorenz d'Arabia, girando per la città troverete chiese e moschee, una attaccata alle altre, una dentro le altre, per far capire come si è coesa nel tempo la società giordana, che ancora di recente ha ospitato i profughi dell'Iraq, della Siria e prima ancora della Palestina. Ma questa è la generosità, è il cuore del paese che pulsa verso il prossimo, è l'identità delle tribù del deserto che fanno un ragionamento di questo tipo. Se trovano una persona in difficoltà, vanno subito ad aiutare, lo aiutano, lo ospitano, ma non perché gliel'ha insegnato qualcuno, c'è una filosofia particolare, ma perché
pensano a una cosa che è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Un giorno io mi potrei trovare al suo posto. Lo faccio per questo, non è strumentale, è il senso della vita. E in Giordania non c'è mai stato nessuno che magari si è perso in una strada, ha bucato una gomma, si è rotto un piede, altro che non sia stato assistito e curato attraverso l'ospitalità del Giordania. E Salt è il suo, diciamo, simbolo da questo punto di vista, anche se è una città non molto conosciuta. Marassas divenne patrimonio dell'UNESCO nel 2004, ancora per un motivo che è simile a quello di Salt. Quando gli arabi imperversavano, oramai avevano conquistato anche con la religione tutta quest'area, permettevano ai cristiani, potete vedere le torri e i mosaici, permettevano ai cristiani di costruire le loro chiese e le loro cose, convivevano insieme, non si ammazzavano uno con l'altro. Quindi la storia dei crociati è una cosa diversa, ma la tolleranza c'è sempre stata qua, indipendentemente dalla religione. Poi è arrivato il 1948 che ha cambiato le cose, però questa è un'altra storia. E questa è una delle cose più straordinarie, che magari se si va in Giordania si ha una guida brava e sanno spiegare, perché ormai furono gli eredi di Maometto, anche se governarono solo per 95 anni, perché gli Abbasidi ritenevano che il migliore amico di Maometto, Omar, fosse il diretto discendente. Dopodiché ci sarà lo scisma tra sciiti e sunniti, proprio per questo, perché gli Abbasidi sunniti prevarranno sugli Omari, li uccideranno tutti, meno uno, che ripercorrerà tutte le conquiste fatte nel Nord Africa per arrivare in Spagna e rimanere lì fino alla Reconquista, cioè siamo ai tempi della scoperta dell'America, 700 anni rimasero lì. Ma perché questo è un luogo straordinario? Perché il castello di Amma riserva nei suoi interni dei dipinti, degli affreschi di donne nude, amanti alati senza pudore, lontano da sguardi discreti, ormai, e facevano ancora una vita laica, erano impregnati di cultura romano-bizantina, non avevano paura di dimostrare quello che erano, non erano castelli di piacere come si pensava, ma anzi erano aziende agricole, dove i principi stavano, facevano costruire queste cose. Walid II fu ucciso proprio qua, mentre leggeva la Bibbia, dagli Abbasidi fu ucciso, mentre leggeva la Bibbia, che loro gli ormai avevano messo su carta, perché la Bibbia, scusate, il Corano, che loro avevano messo su carta, perché prima il Corano si trasmetteva oralmente, e loro con la loro scienza, che avevano preso anche dall'Asia, avevano portato conoscenze, i posti ricchi, veri, che erano nel Medio Oriente un tempo. La matematica, chi è che l'ha sviluppata? La medicina, l'astronomia. Noi non potevamo fare le moltiplicazioni con i numeri romani, sono stati loro a portare lo sviluppo della matematica. E questo ha grandissimo valore storico, perché l'unico paese che ha un'iconografia di questo tipo è la Giordania. E da qui si vede il fatto che questa scoperta è stata fatta alla fine dell'Ottocento da uno svizzero, Musil, che non ne capì bene, capì il valore ma lo ristrutturò male, per cui sono stati fatti altri lavori, ha un grandissimo, dimostra ancora una volta l'apertura mentale della Giordania. Siamo a Betania, dove fu battezzato Gesù Cristo da Giovanni il Battista, e lì nacque il cristianesimo. Il cristianesimo nasce in Giordania. Per centinaia di anni c'è stata questa disputa se Betania fosse da una parte del Giordano piuttosto dall'altra. Le sacre scritture dicevano che era al di là del Giordano, quindi oltre Israele, dove c'è l'attuale Giordania, e le meravigliose scoperte fatte, sconcertanti scoperte fatte dai archeologi negli anni 60 hanno sancito che Betania,
di là del Giordano, è in Giordania ed è un luogo mistico perché qui nasce la cristianità. Questo è stato il nostro ultimo sito UNESCO, venuto fuori, nominato nel 2024. È una città nabatea al nord della Giordania, completamente costruita in basalto nero. Era un avamposto dei nabatei per i loro commerci. Non fu mai depredata, non fu mai teatro di guerre, fu però acquisita dai romani quando Pompeo nel 63 d.C. arrivò appunto in Siria e nel 106 poi acquisirono anche Petra definitivamente. Questa città è una città dove hanno scoperto oltre 20 chiese, è una città che richiede, dopo la nomina UNESCO, un'organizzazione da parte nostra per renderla turisticamente più fruibile, come abbiamo fatto per Betania per esempio. E ancora, diciamo, ci stiamo lavorando, però ci sono i bambini che escono da scuola e per andare a casa ci passano in mezzo, perché è una città nella città. E infine il nostro Marte sulla Terra, la Valle della Luna, uno dei luoghi più sconcertanti e più inquietanti e belli e affascinanti che ci siano al mondo, un deserto che cambia colore a seconda della luce del giorno. Perché è diventato Marte sulla Terra? Perché è vero che Lawrence d'Arabia, David Lynch girò il film qua per raccontare l'epopea di Lawrence, però dal 2015, anche un po' prima perché Prometheus fu girato prima, da quando fu girato The Martian con Matt Damon, interamente girato qua, si è anche evoluto il deserto, non è stato più il deserto dei beduini, è diventata, hanno costruito tende tipo lunari, queste bubble tent, è stato reso più visitabile da un certo punto di vista. Si è creato anche una sorta di overtourism che adesso non abbiamo assolutamente per i fatti che sappiamo, però è un luogo che ha un suo fascino. Io personalmente, con tutto l'amore che ho per Petra, non lo cambierei mai per il Guadirò, perché il deserto è libertà, è immaginazione, è il luogo dove l'identità beduina e dei Giordani è fiorita. E pensate una cosa, il più grande studioso del Wadi Rum è un italiano che non so se è ancora in vita, si chiama il professor Borzatti dell'Università di Paleontologia di Firenze. Se è ancora vivo ha 100 anni, li ha tutti. Lui è arrivato qua negli anni 70 e con un capo clan locale si è messo a parlare nella tenda, ha chiesto anche tramite Reusein se poteva fare delle riprese aeree e ha scoperto delle cose incredibili. Praticamente ha scoperto che una parte dell'inizio della nostra civiltà nasce qui. Certo, un tempo non era solo deserto, c'era anche acqua. Ha creato il suo museo che non è ancora stato aperto, ma soprattutto è l'unico occidentale che ha una casa nell'Ua di Roma. E quando lui arrivava da solo con la sua troupe, alzava sia la bandiera italiana che quella giordana per dimostrare che c'era ed era al servizio delle persone che volevano vivere. E qui finiamo con la gastronomia. Il Mensaf è il piatto nazionale, c'è una sorta di confraternita del Mensaf. Il Mensaf nasce come piatto del deserto, è fatto con yogurt, pinoli, carne di montone, è cotto appunto in questo brodo, ma la sua particolarità è che è prodotto soltanto con quello che il deserto riesce a dare all'uomo.
Adesso lo yogurt secco, che una volta si producevano loro, perché non c'era, si con lo yogurt, ma lo yogurt secco che si scioglie, no? Quindi adesso viene prodotto in un paese che si chiama Kera, che tra l'altro è famoso anche per un castello crociato, però è la vera essenza di quello che è il cibo del bisogno, nel sale. Questa è l'ultima cosa, però sì, sono in tempo, ok? L'ultima cosa che vi volevo mostrare, le altre cose sono Ammania, l'antica Filadelfia romana, fondata dai romani su 7 colli, cioè avevano questo 7 re, 7 colli, 20 Bisanzio, 20 Cirona, 20 ho sentito anche Lisbona, da qualche parte, 20 Ciamman, Filadelfia, e poi dicevo Gerash, appunto, non è patrimonio UNESCO. Poi, perché non lo è? Perché hanno tirato su qualche colonna e non l'hanno lasciata com'era. Per cui non è patrimonio UNESCO. Il più grande sito romano fuori da Roma, lontano dall'Italia, lontano, non è patrimonio UNESCO. Noi abbiamo le due testimonianze crociate, il castello di Pera, che è dove è stato girato il film di Crociati, e il tract di Montreal, Shobat, che è oggetto di studio dell'Università sempre di Firenze, che ha una sua equipe. Infine Nadaba, la mappa della Palestina, serviva migliaia di anni fa, 2 milioni di tessere, per indicare ai pellegrini la via all'interno della Terra Santa. Non sono più 2 milioni di tessere, ma è un'agenzia, era ai tempi una sorta di agenzia viaggi di 2000 anni fa, scoperta dentro la chiesa di San Giorgio a Napoli. Montenegro, ecco, se c'è un altro posto da pathos è il Montenegro, perché? Perché il Montenegro è l'ultimo posto, come si legge nella fine dell'Antico Testamento, dove Mosè arriva sul Montenegro e muore. Intanto lui e la sua generazione non poteva entrare perché Dio gli aveva già maledetto. Però qui c'è questa visione poi su questa terra promessa, chiamiamola così, di cui ci hanno infarcito per anni la nostra cultura infarcita. E ritornare in questi posti è come avere un flash di quello che tutto è successo lì, hanno battezzato Gesù, ci sono stati i crociati, c'è stato Mosè, è finita, come dire, il viaggio biblico durato, lui si è perso nel deserto per tanti anni, e qua finisce tutto. Quindi un posto veramente suggestivo. E infine il Mar Morto, anche questo, biblico da sempre, oggi è la più grande beauty farm del mondo, è il lago più salato che esista, efficacissimo contro le malattie della pelle, al di là di beauty farm, è la miglior cura che ci sia, ma soprattutto è la miglior cura anche per la testa, per il cervello, per una serie di ossigenazioni diverse che ci sono in questo luogo. Purtroppo dall'altra parte il tramonto è sempre su Gerusalemme. Un tempo era bellissimo vederlo, oggi è meglio vederlo nel Guadalupe. E infine Aqaba, il nostro Mar Rosso. Aqaba praticamente confina con l'Arabia Saudita, con Israele e con l'Egitto. Sono 4 paesi, uno attaccato all'altro. È un posto dove sono stati investiti parecchi soldi per creare il turismo balneare, e anche il mare, perché dopo tanta cultura che abbiamo visto, c'è anche il mare. E il mare in una zona attorniata da altri paesi, ha una bandiera alta 50 metri, con i colori della Giordania, sancisce che qui siamo in Giordania, in quel posto della tolleranza e della convivenza civile, che vi ripeto ancora, è. Grazie. Io avrei finito.